Un nuovo movimento per i particolari. Ascoltiamo l'ex sindaco di Caltabellotta, Pellegrino Leo. È nata in Sicilia una nuova struttura, Agrisat, che ha come obiettivo la difesa dell'agricoltura, la difesa del territorio e la difesa della salute di tutti i cittadini. Sappiamo, e chi non lo sa deve cominciare a capirlo, che importiamo grano dal Canada e dalla Romania, che sono stati nutriti con il glifosato, e noi compriamo questo grano che viene poi destinato alla pasta e al pane, che sono pure nutriti di glifosato. E il glifosato è un pesticida che è dannoso per la salute, e speriamo che i cittadini riescano a capire questa realtà e questo messaggio che viene inviato a tutta la cittadinanza. A questo impegno aggiungiamo la difesa dello Statuto della Regione Autonoma della Sicilia, che non è stato mai applicato. Desideriamo che i cittadini cominciano a capire questa realtà. Questo movimento Agrisat si sta diffondendo in tutta la Sicilia e cerchiamo adesione per portare avanti un discorso che sia utile per tutti i cittadini della Sicilia. Abbiamo anche dei contatti con l'Italia e quindi sarà una struttura molto organizzata.